Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Euro Truck Simulator, dobbiamo portare Piselli a Bolzano, sempre da Padova, o da Padova, a voi la scelta, vai! Quindi devo anche riposarmi ragazzi perché sono distrutten, sono veramente distrutto cazzo, quindi appena troviamo un parcheggio andiamo a fare, anzi lo troviamo di qua, andiamo di qua, tanto devo consegnarlo entro martedì alle 2 della mattina, quindi ce la facciamo. Perché il Kuma è molto stanco, il Kuma. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Se deve portare piselli, il Kuma che deve portare piselli. No patate, piselli. It's incredible, Kuma. It's incredible. Dai, andiamo a Nanna. Ok. Ciao. Ok. Tic, 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 tic. Vai, vai le manovre kumandiane. Ok. No, mi conviene far così e girarmi così. Femo prima e non femo danni. Ok, ok. Ok. Andiamo di qua. Molto bene. Chiudiamo pure i fanali. Aspetta, devo qua scoprire qua cos'è la concessionaria, sì, perché sennò dopo mi dimenticus. Ok. Rigiriamoci ancora. Ah, Jesus. Perfetto, adesso abbiamo il traffico padovano delle 14:15. No, Dio mio, dai, dai. Dai, su, dai, porca troia. Dai, semaforo, che devo andare, cazzo. Ce la facciamo tutta in diretta, chiaramente se sono 226 km ce la spariamo tutta in diretta. Dai, 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 madonna, dai, dai, porco, dai. Ecco. Red flag. Sì, poi bandiera rossa, che cazzo so io dire, madonna. Come è andato, ragazzi? È ufficiale, è tutto molto ufficiale. E ne deve portare piselloni, piselloni, dobbiamo portare. Papà, I wanna see... ok, dai. Niente, questo non deve andare dritto, dai, muovite. Ah, due erano, ok. Ecco Padova con la chiesa di St. Anton. Semaforo rosso, chiaramente. Che due maroni. Hop. Siamo più fermi che altro. Fresh Logistic. Ovviamente abbiamo trovato una giornata serena, manco male. Sulle ultime parole famose, diluvio universale. Salutiamo Padova. Guarda che traffico, mamma mia, si vede che è un orario bastardo. Vai, casello. Non l'abbiamo preso in pieno per fortuna.
Questa è già una soddisfazione. Buono. Destinazione Bolzano, quindi torniamo a Bolzano in montagna. Beh, qua non servono i fanali, anche se sti qua ce li hanno anche di giorno, ma io non ho coglioni. Dai, vabbè, io faccio qua manovre da non fare, ragazzi, ma le faccio. E andiamo. Next stop, Bolzano Center. Ma che siamo a Bolzano? Perfetto. Ciao ciao. Molto bene, molto bene. Ok. Salitona. Occhio qua. Vai, vai, passa, passa, deficiente, passa. Ecco. Ok, messaggini che mi arrivano, su concentrazione solo sul viaggio. Beh, il nostro camioncino ormai è quasi a 6.000 km, ragazzi, qua lo stiamo ben usurando, bene, bene. Così si fa, come. Il Cume che porta a Piselli, ragazzi. Prossimo viaggio lo vediamo insieme. Da Bolzano potremo andare veramente in una città che ci piace, anche se è lontana, chi se ne frega. Cominciamo la prima maratona. E vai di maratona UPS. Ho voglia di fare le maratone. Le tipiche maratone cumendiane. Vai piano, Cume, relax, Cume, relax. Perché dobbiamo dominare. No, comincerà a piovere, vedo nuvoloni minacciosi. Speriamo di no. Speriamo di no, speriamo di no. Ok. Ecco la neve purtroppo, ragazzi, manca la neve in questo, cioè, se fosse la neve sarebbe proprio l'apoteosi. Ma non so, tipo arrivare a Bolzano con la neve, fare i passetti di montagna, fare i tornantini con la neve, cioè sarebbe proprio il sogno dei sogni. Vabbè, chissà che magari adesso che adesso devono fare, deve uscire il Scandinavian, là magari prima o poi implementeranno anche la neve, sarebbe una figata colossalex. Sarebbe veramente colossale. Vediamo di arrivare a Bolzano. E poi ci vediamo subito quale sarà il prossimo viaggio, lo scopriamo insieme. E cominciano le montagne, ragazzi. Iniziano le montagne. Passiamo un po' con la velocità, che vedo traffico. E a quest'ora qua comunque è normale che ci siano macchine, non è notte. Vai, però devi pompare, come. Il tuo unico obiettivo è pompare. Quei giochi di simulatori sono così, o hai voglia di giocare ogni secondo, ogni giorno, 1000 ore al giorno, o dopo non hai voglia per mesi, cioè, sono così i simulatori, c'è poco da fare, cioè, hanno questa caratteristica, però ogni volta che li riprendi sono sempre meravigliosi, questo è poco ma sicuro. Occhio, qua rischiamo, mamma mia. No, incidente col cos'era un Ferrarino, ma puttana truta. E ho perso 500 euro, che cazzo però. 6 di danni, 0, meno male. Sto strom, hai visto che roba?
Frena, no? L'incoglionimento artificiale, cazzo. Che io correvo, però sta attento, cazzo. Due maroni. Mancano 88 km. E siamo nelle montagne di Bolzano. Che bello il camioncino di HL. Actentus. Mamma, siamo un po' strettini. Dai Kumendon, bravo. Vediamo se ci capita veramente un bel viaggio di quelli belli e cattivi. Ta-da! Casello di Bolzano. 29 euro. L'ultima parte saranno stradine, chiaramente. Ultima parte, stradine comendiane. Ok. Girata. Giratona, bravo. Ok. Dai, Kuma, dai. Fiore, adesso sono stradine pure, tra le più pure. Tra le più pure. Oddio, adesso va a 2 all'ora, va a 2 all'ora adesso. Adesso sì, va a 2 all'ora. Mamma mia. Mamma mia. 2 all'ora Comendiano, 2 all'ora Comendiano. Dai pompa. Dai pompa. Dai pompa. Dai pompa. Qua veramente Fiori non si può neanche tentare di sorpasso, sono in una condizione proprio vantaggiosa, ma è pieno di macchine. Qua potrei provare, rischiamola, vai. Tipico rischio, uno dei più tipici. Siamo quasi in curva. O adesso mai più. O adesso mai più. Yes! The best Kume in the world. 40 km. Perfetto, madonna che fatica che fa, che fatica che fa. Dai che siamo in Trentino. Trentino Alto Adige. Perfetto. Siamo arrivati ormai. Siamo arrivati. 20 km ci siamo. Guarda che belle però quelle montagnette. No! Madonna, stavo... Mamma mia, mi sono distratto un secondo, ho rischiato tutto. Ho rischiato tutto. Il Kume ha chiaramente rischiato cioè, l'incidente della vita, figli. Ok. Buono. Guarda questo, neanche non l'ho vista, cazzo. Bolzen. Dopo andiamo con un troione locale, almeno ci riscattiamo un po'. Eccola là, ecco la cagata, ecco la cagata. Mamma che rischio. Piano. Madonnina del signore. Qua veramente, però veramente, facciamo di quelle cose, facciamo dei pirati, cazzo.
sto Padova-Bolzano sta rivelando più insidioso del previsto, si sta rivelando. Ma ancora Caselli, che do coglioni, eh. Stanno sul cazzo i Caselli. Occhio, mamma mia. Sto praticamente lasciando pezzi del mio camion in ogni casello del mondo. Molto bene, molto rego, molto rego. Queste stradine di montagna. Guarda, guarda quanta gente che c'è a quest'ora, fiori. Traffico puro. Meno male che siamo arrivati. Frena. Bozen, Bozen. Ecco. Ah, sto trafficus. Guarda sta roba. Anonymous. Dai, movemmosi. Dai, movemmosi. Eccola. Ah, che palle beccarsi i semafori, mamma mia. Curu, curu, cu, cu, cu. Ok. Perfetto. Vai, gira anche tu. Molto bene. Bravo Cuba. Che siamo a Bolzano Center. E andiamo a chiudere un altro viaggio per la Veneziani Trasporti, che sta letteralmente distruggendo il mercato con un servizio efficientissimo, regolare. Eccoci qua, parapapà. Buono, invio. Eccellente. E andiamo a livello 9, yes. Finiamo questo. Buono. E andiamo subito a vedere cosa abbiamo. Così ce lo guardiamo insieme. Lavoro attuale. Siamo a Bolzano. Vediamo prezzo. No. Prezzo. Bolzano, Lisboa, mamma, questo è lunghetto, però sono 54.000. Southampton, Naples. Vediamo una città che ho voglia di andare. Amburgo. Francoforte. Ragazzi, io direi di fare la pazzia. No, Lublin. Southampton. No, in Inghilterra non ho coglioni. Napoli sono andato da poco. Faccio questi sono 2146 km. Però fioi, vaffanculo. Voglio fare il primo viaggio pazzo, quindi la prossima tappa sarà Bolzano, Lisboa. Perfetto. Vediamo, aspetta, vediamo quanto mi scade il lavoro, però. Tra 8 ore, perfetto. Buono raga, un saluto da Kumendo. Me ne sento. Ciao!